Andiamo in studio, 18 km. Allora, fare il fotografo di matrimonio richiede un certo tipo di allenamento per riuscire a superare le lunghe ore di matrimonio. Dobbiamo essere anche prestanti fisicamente. Mannaggia a me. Un'ora e 5, 15 km e 21 di media. Ora vediamo le statistiche. Distrutto. Un nuovo record. È difficile. Allora, ci abbiamo messo 1 ora e 5 per percorrere 16 km e 56, 570 calorie, 342 metri di dislivello. Dai, poteva andare peggio. E ci farò la doccia a fare colazione. Questa giornata abbia inizio. La mia scrivania è un delirio, ragazzi. Voglio provare a fare questo esperimento e portarvi con me. Alexa, accendi Terra 1. Okay. E portarvi con me per tutta la settimana, così da farvi vedere come si svolge, più o meno, la giornata di un fotografo matrimonialista, ma non solo matrimonialista. E niente, è veramente un casino la mia scrivania. Io quelli che fanno i daily vlog li stimo da morire. Che cazzo di lavoro c'è da fare dietro? Uno dei motivi per cui sto facendo questo video, che vuole essere un po' il documentario della mia settimana, è perché molto spesso non si capisce tutto quello che facciamo al di là dei servizi fotografici. Ma in realtà poi dietro al nostro lavoro c'è un mondo. Le persone sono convinte che una volta che noi posiamo la macchina fotografica dentro gli zaini, il nostro lavoro è finito, bello, pronto e consegnato. Può capitare che sia così, ma poi dietro comunque c'è un back-end di attività che non è solo legato alla fotografia, ma anche a miliardi di altre cose, anche perché fondamentalmente siamo comunque delle persone che hanno un'attività all'impiedi. Poi che sia aperta al pubblico o che sia da freelance, è comunque un'attività che in qualche modo va sostenuta. Voglio portarvi con me in questa settimana che tra l'altro non prevede matrimoni, ma avremo un piccolo evento giorno 2 che dovrebbe essere sabato, dove devo andare a fare delle foto per dei contenuti social, un appuntamento il lunedì e basta. Una settimana più o meno morbida che secondo me ci sta, dove magari nascono spunti di riflessione interessanti. Mi metto un po' al computer. Quanto sarebbe figo però avere tutta la parete piena di foto. 16 e 20. Ho fatto preselezione di clip di matrimonio. Ragazzi, è una cosa estenuante. Ma adesso ci montiamo i contenuti per i social. Forse ce l'abbiamo fatta. Andate su Instagram, seguitemi. Lì faccio piccoli video in cui parlo di fotografia di matrimonio, insomma, vi racconto piccole chicche sul mondo dei matrimoni. E per oggi mi sa che ce l'abbiamo. E poi a scendere un po' di sterrato non te lo fai? Ovvio che sì, se non cado prima. Una parte di gole dell'Alcantara. Da soli non è proprio un'ottima idea da fare. Stiamo andando piano. Si torna su strada normale. Questa cosa del vlog settimanale mi porterà via la vita. Oggi tutta giornata con i quad. Penso che in sovraimpressione vi farò vedere qualcosa che ho fatto. Mi sono fatto una giornata di lavoro diversa, alternativa, non proprio legata alla fotografia. O comunque sì, insomma, non c'è troppo. Perché insomma, il lavoro del fotografo è tante cose. E invece 2 giorni fa semplicemente abbiamo fatto una giornata qui al computer super intensa a montare video. E niente. Mi sto preparando l'attrezzatura perché domani avremo da fare qui in studio qualcosina e poi a Taormina dobbiamo creare dei contenuti per un locale. Quindi sono distrutto, preparo la borsa fotografica
E niente, ci vediamo domani probabilmente. In questa occasione avevamo una modella, un'amica del direttore, che si è prestata per qualche scatto, altrimenti avremmo avuto soltanto delle foto di bicchieri da soli sul tavolo. Invece in questo modo, avendo lei, siamo riusciti ad avere delle foto un po' più contestuali, senza dover disturbare magari dei clienti. È stato difficile un pochino perché il flash mi ha dato dei problemi con la Leica. Ho scoperto solo dopo che andava aggiornato il trigger, che altrimenti mi faceva cilecca e non sparaflashava, quindi è stato un po' complicato, ho perso del tempo, però alla fine le foto sono venute secondo me anche molto molto belle. Ho scattato con Leica SL3 2470, mentre per i video ho usato ovviamente la mia classica Sony A7S3. Giorno 3, 4, giorno 4 della settimana. Uragano. Dopo la corsa siamo tornati in ufficio. E il giorno dopo siamo ripartiti. Colazione veloce, molto veloce, e poi ho fatto un giro con i quad. La domenica come tante altre. Praticamente tutta quella domenica è andata via così. A computer non sono stato poco, ma va bene. Sono salito all'Etna, poi in giro per la Valle d'Alcantara, insomma tante cose. E poi la mattina successiva mi sono andato ad allenare di nuovo. Sono veramente pessimo ad autoriprendermi, ma un po' mi vergogno. E poi insomma, dove mi alleno, dove ci sono gli attrezzi, quelli pubblici, c'è stato veramente tanto danno a causa dell'uragano Harry. Quindi quel pomeriggio poi sono andato al Four Seasons a San Domenico per una proposta di matrimonio. È stata un po' così perché il tempo non era dei migliori, sembrava volesse piovere, ma poi in qualche modo siamo riusciti a farla con le giuste tempistiche. È una bella impresa ogni volta fare le foto alle wedding proposal, anche perché diamo sempre delle indicazioni sul dove mettersi, scusate il rumore ma è la lavatrice, su dove mettersi, e poi non lo fanno mai perché ovviamente sono super emozionati, super presi dal gesto che stanno andando a compiere, e posso immaginarlo. Quindi va bene, ora ho preparato tutto, saliamo in studio, oggi ci andiamo a mettere un paio di ore davanti al computer, e poi pomeriggio relax in realtà, cioè andiamo a vedere Michael Jackson. Ok, con Ale, ciao, ci vediamo dopo. Sulla macchina saranno giorni. Ora, il bello delle wedding proposal è che sono cariche di emozioni, vengono foto belle, soprattutto se la coppia è affiatata, giovane, comunque ha voglia di fare le foto vengono veramente fighe. Il brutto della wedding proposal è che molto spesso è improvvisata, nel senso che ovviamente diamo loro delle indicazioni. In questo caso l'ho fatto al Four Seasons, e il Four Seasons stesso che si è messo d'accordo con i ragazzi, con lui, sul luogo, sul punto esatto in cui lui si sarebbe dovuto inginocchiare. Ora, questa cosa presenta sempre delle grandi incognite, perché non sai mai effettivamente come saranno orientati coi corpi e coi visi, non sai mai se sceglieranno la posizione veramente giusta, non sai mai se pensano al fatto che il fotografo li voglia prendere in modo tale che siano di profilo, così che ce li ho entrambi. Insomma, subentrano miliardi di variabili, per cui tu non sai mai effettivamente come risulterà questa proposta. Un altro aspetto negativo della proposta di matrimonio è che ovviamente tendenzialmente vogliono le foto subito. Molto spesso io tendo a scattare in una maniera molto pulita, di modo che è già in JPEG, cioè RAW e JPEG, così che posso essere pronto se mi chiedono qualche scatto a darglieli comunque subito, e poi nell'arco di qualche giorno consegno una selezione di foto editate. Ma è una cosa che ho imparato nel tempo. All'inizio scattavo solo il RAW, magari avevo altri lavori, altri servizi durante i giorni successivi, quindi possibilmente davanti al computer ci stavo poco o nulla, e quindi il tempo era tiranno, o sarebbe stato tiranno. Quindi il segreto è
scattare sempre anche in JPEG, così che se vogliono delle foto al volo, tout court, pronte da far vedere quantomeno a famiglia e amici, avete qualcosa. Almeno questa è la mia esperienza, poi ognuno fa ovviamente come vuole. Ok, siamo in studio. Ok, e stiamo andando al cinema con Ale. Che uomo serio, il Liccardi. Che uomo serio, è proprio lui. Sì, perché noi fotografi non è che stiamo e viviamo sempre davanti al computer, o perlomeno in realtà lo facciamo perché in qualche modo siamo sempre in ritardo con le consegne, però alle volte ci piace anche passare del tempo fra di noi colleghi, amici, con alcuni, che non sia solo lavoro. E quindi con il buon Alessandro Liccardi, uno dei videografi più bravi che io conosca, abbiamo deciso di andare al cinema a vedere Michael, il film su Michael Jackson. Non vi parlo del film, non mi è piaciuto, molto velocemente, è un biopic che però ha più il sentore di essere un film tributo più che un vero biopic. Non mi è piaciuto. E se volete una recensione più accurata me lo fate sapere in un commento, grazie. Però è stata una bella serata, abbiamo chiacchierato, insomma, abbiamo staccato, abbiamo vissuto un momento diverso dallo stare insieme come si fa durante i matrimoni, insomma, lì lavoriamo. Sì, ci sono poi momenti divertenti, però. Ovviamente tutti i problemi sorgono quando hai una particolare necessità. Il mio scooter si guasta, o perlomeno mi dà dei segnali che non mi piacciono, quindi ho urgenza di ripararlo. Salire a Taormina senza scooter è follia, chi vive qua lo sa. Quindi è estremamente necessario, anche perché nei giorni a venire, nel weekend a venire, abbiamo un super evento con Giulio Greco, perché dobbiamo creare i contenuti, foto e video, per questa agenzia di comunicazione che sta facendo appunto un evento al San Domenico per una big tech, e noi eravamo praticamente lì quasi H24 a filmare e fotografare. Salgo con l'autobus e me lo vado a prendere. Siamo pronti a questa avventura? Stiamo riprendendo nel giardino delle vibes. Che dovrebbero essere siciliane, insomma il tempo non è per niente eccezionale. Buongiorno, oggi è sabato 9 e dietro di me pare sia scoppiata una bomba. Stiamo partendo per un'altra giornata e andremo in barca. Sono in jeans e maglietta bianca, da marinaio sono vestito. Giulio è già partito, siamo andati a prendere lo scooter dal meccanico perché ovviamente che fa? Non si guasta lo scooter quando ci serve, proprio nella giornata clou. Quindi siamo andati ieri sera a portarlo dal meccanico e ha fatto la magia, pronto stamattina, quindi portato Giulio dal meccanico. Ritornati qui, 2 biscottini e vado al porto. Ci vediamo dopo. Ciao. Atterrare il drone è stato il delirio perché la barca si muoveva, mare grosso, non riusciva ad atterrare perché non era piatto, la barca ondeggiava, quindi era complicato. Alla fine il piccolo sono riuscito a prendere in mano e a capovolgerlo, il grande, il DJI Air 3S, l'ho fatto atterrare su un tavolino, non è stato semplice neanche quello. E colgo l'occasione perché insomma in queste circostanze abbiamo conosciuto Silvia, una wedding planner che aiuta i ragazzi di Vivo quando lavorano qui in Italia, e con lei abbiamo stretto, ragazza fantastica, stacanovista e poi una problem solver incredibile, ci siamo trovati da Dio. Niente, è stato pesante, divertente, ma soddisfacente. E la cosa bella di questo lavoro è che poi, soprattutto con Giulio e con Ale, che però non c'era in questa occasione, non perdiamo mai quella voglia di divertirci, perché poi alla fine ci piace. Questo non è come sembra, ragazzi, questo non è come sembra. Un Giulio Greco e un campo da tennis, vi giuro che non è come sembra. Ha la macchina fotografica e non una racchetta. Non una racchetta. Eccolo lì, un Giulio Greco. Madonna, che stile, dritto e rovescio, che meraviglia. Addirittura
Una delle attività era quella di riprenderli e fotografarli mentre facevano questo torneo di ping ball, che è una specie di paddle tennis, è uno sport americano, uno sport strano ragazzi, non lo so. Comunque anche quello è stato molto divertente su un campetto di un club di tennis in terra rossa che c'è a Taormina. È stata una bellissima serata e poi l'indomani, la domenica, avevamo il pool party. Domenica 3. Oggi c'è un evento in piscina. Per oggi ci portiamo Leica 2470 perché dobbiamo fare delle foto al setup e quindi comodissimo per la Leica. E vabbè, ci vediamo dopo, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, buongiorno. Morning. Hi, how are you? Look tired. L'unica cosa veramente complicata è stata fotografare all'inizio un allestimento di Silvia, la wedding planner, che ha realizzato questo finto mercatino tradizionale siciliano all'interno del giardino del Four Seasons, che poi tanto finto non era perché in realtà c'erano delle repliche minuscole in miniatura di tanti prodotti tipici italiani, non italiani, siciliani, ed è stato pazzesco, bellissimo, un'idea incredibile, veramente una chicca, una sciccheria. Ed eccola la nostra Silvia, carichissima. Silvia, complimenti per questa meraviglia che hai realizzato. Dai Salvo, poteva andarti peggio. Mi è andata benissimo. Poteva andarti meglio e stare in acqua, però va bene. Oppure a fare delle comunioni. Ah, anche vero. Sì, di qua a sinistra e poi di nuovo a sinistra. Comunque, devo far vedere che ti sei ustionato. È vero, ti sei ustionato. È la prima giornata di vera estate, probabilmente. Com'è andata questa giornata, Salvo? È stata meravigliosa. Bagno in piscina. Sì, l'ho visto il bagno in piscina. Birre. Quando mai ti sei fatta la birra? Forse sì. O forse sì. Cioè, birra dello stretto. Fatto questo, siamo scappati a casa a riposarci un paio d'ore perché la sera avevamo la serata di gala che non solo chiude questo evento, ma soprattutto chiude questo vlog settimanale. Questo è il momento preferito di Giulio. Dopo lo sport non si mangia. Dopo lo sport non si mangia e si dirà, però ci riposiamo. Io vi lascio con questo vlog settimanale che non so a che cadenza andrà. Ci saranno settimane un po' più movimentate, settimane più monotone, settimane in cui farò fatica a montare, anche perché nelle settimane successive a queste ho degli impegni personali molto importanti, ma vi terrò aggiornato anche su questi. Perché lo faccio? In realtà non lo so. È un modo per farvi entrare nella vita di un fotografo di matrimonio che ha la passione per il raccontare le storie. Niente, ci vediamo la prossima settimana con un video dedicato. Ciao!